Bentrovati. Inizia oggi la nuova stagione di Mezz'ora a Mezzogiorno, il nostro rotocalco di approfondimento nel quale settimanalmente proponiamo un ospite che si racconterà e con noi tratterà i temi più importanti di cronaca e attualità e soprattutto affronterà quegli argomenti che in generale lo riguardano e interessano tutti voi che ci seguite. Per il nostro primo appuntamento stagionale abbiamo riservato il salotto ad un ospite che certamente potrà darci chiare ed esaustive risposte su tematiche regionali, nazionali ed europee per lo spessore istituzionale che ricopre. Benvenuto al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Grazie, ben trovato, un saluto a chi ci segue. Ministro dal 22 ottobre del 2022, Nello Musumeci è stato per 2 volte Presidente della provincia di Catania, per 3 legislature deputato europeo e anche Presidente della Regione Siciliana. Vorrei quindi, Ministro, iniziare dall'aspetto regionale per poi spaziare anche al campo nazionale e a quello continentale. Nei giorni scorsi eventi calamitosi purtroppo hanno colpito l'Emilia-Romagna e in questo stesso periodo di 3 anni fa fu proprio la Sicilia ad essere martoriata da un ciclone che provocò addirittura anche delle vittime. Lei era proprio in questo studio, in quel periodo, da Presidente della Regione e prima di iniziare il nostro discorso vorrei farle ascoltare cosa disse all'epoca. Con questi cicloni dobbiamo conviverci, saranno sempre più frequenti purtroppo ed è giusto che la comunità, gli abitanti, i cittadini abbiano consapevolezza del nuovo approccio che ognuno deve avere per evitare di entrare in una condizione di panico e il panico, si sa, è il peggiore nemico della sicurezza. Ecco, Ministro, apro una parentesi perché lei in quel periodo fu in qualche modo profetico, nel senso che parlò di prevenzione, ma allora neanche immaginava di poter passare al comando della Protezione Civile, che è un dicastero molto impegnativo da questo punto di vista. Ecco, ma da allora a oggi cosa è cambiato, cosa è stato fatto in Sicilia? Lei auspicò, abbiamo sentito dalle parole, maggiore responsabilità da parte dei cittadini, ma le istituzioni la loro parte l'hanno fatta? Intanto grazie dell'invito. Vorrei, come sempre abituato a fare, evitare le frasi fatte e quindi la demagogia che a volte alligna nella politica. La prevenzione è una materia molto complessa che richiede decenni. Dare l'illusione ai cittadini che in 1 anno e in 2 anni si possa pianificare e mettere in sicurezza il territorio è davvero un atto eticamente inqualificabile. In Italia non abbiamo mai fatto prevenzione e l'ho detto in quella intervista che lei ha voluto riproporre. La messa in sicurezza del territorio nazionale, che pure è fra i più fragili e fra i più esposti al mondo ai rischi naturali, è stato sempre un argomento marginale, un argomento tabù. Si preferisce spendere il denaro pubblico per le cose che si vedono, un arredo urbano, una piazzetta, un edificio pubblico, invece che investire in sicurezza. Oggi che col cambiamento climatico ci siamo resi conto che quello che è accaduto lo scorso anno in Emilia-Romagna è accaduto anche quest'anno, era già accaduto negli anni precedenti e purtroppo continuerà ad accadere, ci siamo resi conto che la messa in sicurezza del territorio diventa un problema assolutamente prioritario. Detto questo, la Sicilia è una delle regioni a rischio idrogeologico e a rischio sismico.
Non esiste in Sicilia come altrove un piano che possa prevedere nel tempo e con le risorse disponibili interventi atti a ridurre la esposizione al rischio, perché il rischio zero non esiste, a ridurre gli effetti della calamità, che può essere una frana, può essere un'alluvione, una esondazione, può essere un terremoto, un maremoto. Ecco perché dobbiamo parlare in termini di decenni e non in termini di anni. Cosa è cambiato in questi ultimi 2 anni? Io spero sia cambiata la mentalità. In Emilia-Romagna, lasciamo il nostro ragionamento in quella devastata regione, il territorio presenta fragilità già sin dagli inizi del Novecento. Avrebbe dovuto ricevere una infrastrutturazione capace di mettere in sicurezza almeno gli insediamenti urbani. Così non è stato, malgrado le decine, centinaia di milioni che sono stati spesi negli ultimi 30-40 anni. È mancata una pianificazione chiara, concreta, complessiva. Per mettere in sicurezza l'Italia occorrerebbe una sorta di piano Marshall del dopoguerra, ecco. Ci vorrebbero 60, 70, 80 milioni da spendere in 10 anni, dall'estremo nord all'estremo sud. Oggi lo Stato non è nelle condizioni di poterlo fare. Ecco, era quello che volevo chiederle. Lo Stato con il suo deficit atavico non è più nelle condizioni Sono oltre 3.000 miliardi di debito pubblico e quindi non è più in grado di sostenere tutte le emergenze postume. Lei ha lanciato l'idea di una compartecipazione dei cittadini. Sì, assicurare il proprio bene in una condizione particolarmente grave qual è quella che stiamo vivendo, io credo sia un atto di responsabilità, oltre che la condivisione del principio della utilità della prevenzione. Perché se tu cittadino vivi in questa società particolarmente a rischio e ne fai parte, fai la tua parte. E la tua parte la puoi fare se, d'accordo con lo Stato, sottoscrivi una polizza assicurativa per mettere in sicurezza il tuo bene. La casa è un bene primario e se lo fai lo Stato non ti abbandona, ti viene incontro. Ma le compagnie assicurative affronteranno un rischio simile? Sì, perché le compagnie assicurative stanno aprendo con il governo nazionale, e noi siamo felici di poterlo alimentare questo rapporto, un principio di partenariato pubblico e privato. Più persone si assicurano, più si abbassa il costo della polizza. È un fatto culturale, come dicevamo all'inizio. Lei pensi che oggi soltanto il 6% delle imprese è assicurato contro le catastrofi e solo il 5% delle case per civile abitazione. In Giappone, in Turchia, in Francia, nei paesi del nord Europa, la cultura è diversa e sono percentuali molto più alte dei cittadini che sanno di mettere in sicurezza il proprio bene. Perché se tu hai una casa in una zona che notoriamente è fragile, se tu hai una casa ai piedi di un vulcano attivo o in una zona storicamente sismica, è chiaro che fai la polizza per assicurarla. Poi ci sono casi in cui il cittadino non è nelle condizioni di poterlo fare finanziariamente e lì stiamo pensando come governo come poter intervenire per supplire alle impossibilità obiettive da parte del cittadino. Ma è un fatto innanzitutto culturale, cioè l'idea che tanto ci pensa lo Stato se mi succede qualcosa. L'idea che lo Stato abbia denaro per sempre e per tutti è finita. Sta aprendosi una nuova era. Torniamo a parlare di prevenzione. Lei recentemente ha dichiarato che 5 regioni del sud hanno rinunciato a 107 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio. Io non so se lei qui intende rivelare quali sono, ma certamente le chiedo di argomentarci il suo punto di vista su questo rifiuto.
Ma è un esempio classico che serve a dimostrare come a volte la mancata prevenzione strutturale di un territorio non è dovuta alla indisponibilità di risorse. Anche quando le risorse ci sono, a volte gli uffici tecnici, la mancanza di programmazione, mille altre ragioni sulle quali non sto qui a soffermarmi, non consentono di mettere nero su bianco, di programmare, progettare, aprire un cantiere e chiuderlo una volta realizzata l'opera. Sì, ha ragione lei, sono 5 regioni del sud, ma sono state pubblicate in vari giornali, non è una notizia riservata, 4 del sud e 1 è il Lazio. Fra quelle del sud c'è anche la Sicilia. Purtroppo sì, c'è anche la Sicilia. Rinunciano ad una quota delle risorse che il governo Meloni ha messo a disposizione. Noi abbiamo messo a disposizione delle regioni, di tutte le regioni italiane, 800 milioni per le opere da realizzare e 400 per le opere che erano in corso ma che mancavano di sufficiente copertura o che erano già state programmate. Ci hanno scritto le regioni, si tratta di fondi del PNRR, quindi bisogna correre perché fra 2 anni, nel 2026, le opere devono essere collaudate. E le regioni, devo dire responsabilmente da questo punto di vista, hanno scritto dicendo: caro Ministro, caro Governo, sappiate che noi 20 milioni, 30 milioni del budget che ci avete dato non possiamo utilizzarlo. Sommando le risorse inutilizzabili delle 5 regioni arriviamo a 107 milioni. Non sappiamo come finiranno gli altri 700 milioni naturalmente. Il tasso di utilizzo finora, in base a quello che ci dice la piattaforma, è di circa il 27%. Ma noi siamo seriamente preoccupati perché dover restituire a Bruxelles questo denaro che abbiamo avuto in prestito non è regalato, lo pagheranno a rate i nostri figli, i nostri nipoti, è un sacrilegio. Perché santo Dio, se non c'è denaro, non c'è denaro e io mi espongo al rischio sismico, al rischio alluvioni. Ma se il denaro c'è, tu puoi mettere in sicurezza un'asta fluviale o realizzare le casse di espansione a monte o abbattere una casa che è in una zona particolarmente a rischio per salvare 2, 3, una vita umana, beh, io credo che questo abbia un valore essenziale e prioritario. Però dobbiamo vigilare e lo stiamo facendo col collega Fitto, che nel frattempo lascerà il governo per andare alla Commissione europea, ma lei dovrebbe, professore, proiettare questa condizione dalle regioni ai soggetti attuatori, cioè alle province e ai comuni, per rendersi conto che non sempre è un problema di denaro, non sempre, ce n'è poco, ma se quello che c'è non lo spendiamo. E questo riguarda tutti, attenzione, anche il sottoscritto nella sua esperienza di presidente della regione, perché poi una cosa è individuare l'obiettivo da parte di chi governa, altra cosa è arrivare all'apertura del cantiere. Passi attraverso 10, 15, 20 uffici. Con la burocrazia italiana si sa che ha sempre scoraggiato qualunque iniziativa. Non sempre volenterosi e disponibili. Bisogna starci sopra e bisogna starci dietro, ed io ho maturato nei miei 5 anni di governo questo metodo, che è un metodo particolarmente faticoso, ma bisogna necessariamente adottarlo e applicarlo, altrimenti puoi avere le migliori idee del mondo, ma appena concludi il tuo mandato ti accorgerai di non aver realizzato neanche una parte di quello che volevi. L'acqua sta diventando più che mai il fulcro della nostra vita quotidiana e, ironia della sorte, decide di fare danni quando ne abbiamo troppa o quando viene a mancare, provocando la siccità. Ecco, la Sicilia soffre purtroppo di entrambe queste malattie, allagamenti e siccità. Sappiamo che la siccità non rientra fra la protezione civile, nei compiti della protezione civile, ma del Ministero delle Infrastrutture, ma non si trova comunque, a suo avviso, un modo per stabilizzare un certo equilibrio con la natura? Ha fatto bene intanto a sottolineare che la siccità non è un tema di protezione civile,
ma è un tema che riguarda tutti noi e in particolare per la Sicilia ci riguarda da cittadini siciliani. Allora, sembra un paradosso, ma la lotta alla siccità si fa quando l'acqua c'è, non quando l'acqua non c'è. Certo. Perché parlare di siccità oggi è troppo facile. Le infrastrutture idriche sono così complesse che per realizzarle non bastano 10 anni, perché bisogna prima programmare, poi individuare le priorità, poi trovare le risorse, fare i progetti e aprire i cantieri. 10 anni nella migliore delle ipotesi. In Sicilia, non parliamo della Sicilia, ma il problema siccità riguarda purtroppo tutta l'Italia. L'anno scorso riguardava le regioni del nord, ricordiamocelo, poi è arrivata la pioggia e ce ne siamo dimenticati. La Sicilia non ha mai avuto una programmazione in materia di distribuzione dell'acqua. Mai. Lei pensi che quando io sono stato eletto Presidente della Regione agli inizi del 2018 ho parlato con il nostro dirigente per chiedere quante dighe avevamo e quanto liquido quanta acqua potevano conservare e stoccare. E non c'era siccità. Il direttore, il compianto ingegnere Greco, mi disse: Presidente, su 25 dighe 18 non sono state mai collaudate. Il che significa... Col suo governo poi lei avviò la programmazione. Di bacino. La programmazione. E per fare la programmazione ci voleva l'autorità di bacino. L'autorità di bacino doveva nascere nel 1989, io sono arrivato nel fine 2017, non esisteva. Dopo 32 anni abbiamo creato l'autorità di bacino, l'unica regione in Italia che non se ne era ancora dotata. Quindi la mia gestione è stata essenzialmente una gestione di programmazione. Abbiamo programmato il piano di lotta contro la siccità, abbiamo programmato i primi interventi per pulire una diga dalla sabbia, dai fanghi che ha assorbito nel tempo. Fra autorizzazione e procedure varie non bastano 3-4 anni, tanto per rendere un'idea. Abbiamo progettato il completamento di 2 dighe, perché c'è anche questo neo davvero imbarazzante in Sicilia. La diga Pietrarossa era ferma dal 1996, è una diga a cavallo fra la provincia di Enna e la provincia di Catania, che servirebbe tantissime aziende della Piana e non soltanto della Piana. Era ferma dal 96. Il precedente governo regionale ha rimosso un ostacolo con la soprintendenza e noi abbiamo subito chiesto di progettare il completamento con il Ministero delle Infrastrutture che ne ha competenza. L'altra diga di Blufi, a cavallo fra 3 province, Palermo, Agrigento e Caltanissetta, se n'era cominciata a realizzare e poi si era bloccata. Siamo stati noi a chiedere e a dare l'incarico con un bando per il completamento della diga. Adesso non conosco l'esito perché nel frattempo ho lasciato la regione per la scadenza del mio mandato. I laghetti aziendali, perché l'acqua l'agricoltore deve accumularla quando c'è, quando piove, e invece ne accumuliamo soltanto l'11%. Abbiamo finanziato la realizzazione di laghetti aziendali con una partecipazione della regione del 70% sulla spesa complessiva. Voglio dire, se questa programmazione che abbiamo fatto noi 5-7 anni fa fosse stata fatta 20 anni fa, oggi non staremmo qui a parlare di siccità. E poi le reti urbane che bisogna riqualificare. C'è una perdita che va dal 45 al 50%. Vi ricordo che abbiamo finanziato la peggiore fra le reti urbane della Sicilia, quella di Agrigento. Abbiamo dato 44 milioni e 400 mila euro. Spero che la gara sia stata aggiudicata. Ripeto, parlo di eventi che riguardano la mia passata gestione. Io adesso mi occupo in sede nazionale di altri temi. Ma il fatto è assolutamente legato a questa tara antropologica, vorrei poter dire. Noi non siamo abituati ad avere una visione, una prospettiva. Io voglio fare quest'opera, sì, ma il nastro lo posso tagliare io? No, ci vogliono 8-10 anni e allora non ne faccio.
perché se non taglio il nastro io, l'opera non la inizio. Ecco perché manca la cultura politica dell'apparire piuttosto che del programmare. Della programmazione, sì, esatto. La nostra isola purtroppo, ma in generale tutta l'Italia, non ci fa mancare nulla in fatto di calamità naturali. I terremoti sono un'altra spada di Damocle che pende sulle nostre teste. Anche in questo caso cosa può fare il suo dicastero per una prevenzione maggiore? Beh, intanto sulla siccità vorrei dire quello che fa il governo nazionale. Abbiamo già dato 20 milioni di euro alla regione siciliana per affrontare l'emergenza estate. Lo abbiamo fatto all'inizio dell'estate. Siamo disposti a dare altre risorse finanziarie se e quando la regione avrà speso i 20 milioni, ma sono certo che li abbia già spesi, e in più abbiamo previsto come governo nazionale, attraverso il commissario nazionale per l'emergenza siccità, che è il dottore dell'acqua, tanto per restare in tema, abbiamo previsto l'attivazione di 3 dissalatori a Trapani, a Porto Empedocle e a Gela, perché in Italia dobbiamo abituarci all'idea che l'acqua non può essere solo quella dolce e quella che utilizziamo a tavola. Dobbiamo utilizzare anche i dissalatori per liberare l'acqua del mare dal sale e dobbiamo utilizzare i depuratori per depurare l'acqua sporca e utilizzarla nelle aziende agricole. Mentre ieri questo poteva essere una eccezione, oggi dobbiamo convincersi che diventa un metodo ordinario, assolutamente. Sui terremoti serve anche lì la prevenzione ed è un tema molto delicato, soprattutto se affrontato a Catania. È un tema delicato perché comporta una serie di responsabilità nelle scelte di prevenzione. Sappiamo quali sono le aree a rischio, l'INGV ha aggiornato costantemente la propria carta, la propria mappa. Sappiamo che la Sicilia sudorientale è un'area particolarmente a rischio, assieme all'Appennino fino al Friuli, per carità, non è solo la Sicilia, tranne la Sardegna, che per fortuna loro si salva, almeno secondo i geologi, studi, certo. Sì, si salva da questo pericolo. Allora dovremmo mettere in sicurezza tutti gli edifici che non lo sono dal punto di vista sismico. Significa, credo, il bilancio dello Stato per 15 anni, per 20 anni, senza alcun'altra spesa. Impossibile farlo. Ecco perché nelle zone più a rischio noi speriamo che il cittadino possa non solo adeguare il proprio immobile per quanto possibile per attenuare gli effetti dell'eventuale sisma, ma invitarlo anche a sottoscrivere una polizza assicurativa. La nostra è una terra bellissima, è una terra fragile, dobbiamo scegliere di conviverci e se scegliamo di convivere con il rischio, come fanno nei campi Flegrei nel napoletano, se scegliamo di convivere con il rischio deve essere una convivenza vigile, cioè il cittadino deve sapere che il suo territorio è esposto all'alluvione, o è esposto alle frane, o è esposto agli incendi, o è esposto ai terremoti, poi decide se restare o andarsene. Noi abbiamo deciso di restare, io peraltro vivo ai piedi dell'Etna come lei, e quindi, ma siamo consapevoli del rischio col quale conviviamo. Che il ramo della protezione civile, anche alla luce di tutto quello che ci stiamo dicendo, sia di enorme importanza è più che accertato. Forse è il caso anche di specificare meglio il suo ruolo in fatto di politiche del mare, perché il mare non è soltanto pesca, non è soltanto turismo, non è soltanto terreno di scontro sull'immigrazione, ma è anche una risorsa strategica e strutturale. Non c'è dubbio, ed io devo ringraziare, non mi stanco mai di farlo, lo faccio anche qui dal suo studio e mi complimento per l'attività che continuate a svolgere ormai da tanti anni. 10 anni, abbiamo fatto 10 anni proprio il 1° settembre scorso. Il decennio in un settore come questo è una grande prova di maturità e quindi anche di competenza e di affidabilità.
Lo faccio anche in questo studio, quello di ringraziare Giorgia Meloni per aver voluto affidare a me la delega per le politiche del mare, per la prima volta istituita nella Repubblica, nella storia della Repubblica Italiana, perché il mare non è mai stato un protagonista nelle agende di governo. Del mare, ma anche noi italiani, ci ricordiamo soltanto a maggio di ogni anno. Per fare i bagni. Per fare i bagni. Invece il mare impiega 1 milione di addetti, 250.000 imprese, un valore di 64 miliardi di euro che con l'effetto moltiplicatore arrivano a 170 miliardi. Il mare è una straordinaria risorsa soprattutto per le regioni del sud. Valorizzarlo significa mettere assieme le varie filiere, il turismo, le attività sportive, le crociere, la cantieristica, la nautica da diporto, la biologia marina, la pesca. Anche la tecnologia, perché oggi passano parecchi cavi, parecchie strutture. Infatti stavo arrivando alla subacquea, quindi non solo coordinare è il mio compito, coordinare le filiere che attingono alla cosiddetta economia blu, ma adesso ci stiamo occupando anche di quello che c'è sotto il livello del mare e c'è un mondo che non conosciamo. Paradossalmente si arriva sulla Luna, arriveremo su Marte. Anche prossimamente, ma nei fondali marini non ci siamo conosciamo arrivati. soltanto il 20% dei fondali marini. Quindi la possibilità di poter conquistare, fra virgolette, con grande rispetto per la natura, conquistare questa parte del pianeta, dove passano già milioni di chilometri di cavi che trasferiscono la comunicazione, ma anche infrastrutture energetiche e quindi strutture assai delicate per la sicurezza nazionale e internazionale. Questo mondo deve essere scoperto, è sempre più antropizzato. L'altra settimana ho portato al Consiglio dei Ministri, lo dico con orgoglio, un disegno di legge che è stato approvato come sempre all'unanimità, come sempre per tutti i disegni di legge, nel quale fissiamo le regole per chi, pubblico e privato, voglia conquistare il dominio sottomarino. Stiamo creando un'agenzia per la sicurezza sottomarina, affidata alla Presidenza del Governo, con un direttore nominato dal Ministero della Difesa d'intesa con le politiche del mare, e questo consentirà all'Italia di poter davvero a testa alta guardare in Europa, a Bruxelles, con la consapevolezza di essere, se non la prima, fra i primi Stati membri ad essersi dotata di regole. Quindi abbiamo già le regole per lo spazio. Fra qualche settimana avremo approvate dal Parlamento le regole per il dominio subacqueo e questo significa nuove opportunità di lavoro, nuove scoperte per la scienza, nuovi investimenti per la tecnologia ed io credo che sia davvero una grande conquista per la nostra nazione. Lei ha parlato di Europa, allarghiamo allora l'orizzonte all'Europa. Ruggero Orazza, che è stato assessore alla sanità nel suo governo ed è ovviamente anche il suo delfino, è stato nominato proprio in questi giorni presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb. Sarà il vostro feeling un ottimo trade union tra il governo di Roma e quello di Bruxelles e in che ottica ne può beneficiare la Sicilia? Guardi, a chi mi chiede, grazie della domanda, a chi mi chiede se gli interessi dell'Italia siano uguali a Treviso e a Catania, io dico no, perché le regioni del nord hanno interessi che si proiettano verso i mercati dell'Europa centrale. Le regioni del sud hanno altri interessi che si proiettano sul Mediterraneo. Ma le une e le altre lavorano per rendere forte il sistema Italia. Ecco, noi finalmente abbiamo scoperto la vocazione mediterranea, che poi è quella che la storia e la geografia ci indicano con assoluta chiarezza.
Il piano Mattei, che vuole il Presidente del Consiglio, è un progetto di cooperazione con alcuni paesi africani, i quali hanno tante materie prime, ma non hanno la nostra tecnologia, non hanno raggiunto particolari tappe nel progresso scientifico e tecnologico. Noi non abbiamo le loro materie prime e quindi ci compensiamo, come è giusto fare nella cooperazione internazionale. Il piano Mattei consente alla Sicilia e a tutte le regioni del sud, ma soprattutto alla Sicilia che è a 140 km dall'Africa, quindi la distanza fra Milano e Genova, consente alla Sicilia di aprire nuovi spazi, nuove prospettive. Per questo motivo io credo che l'elezione dell'onorevole Razza a presidente dei rapporti fra l'Europa e il Nord Africa sia davvero un elemento importante, perché diventa una sorta di cerniera fra le politiche del continente, finalmente vorrei dire, e l'Africa, visto che finora l'Europa ha guardato all'est e ha guardato al nord, non si è mai data una politica per il Mediterraneo. E lei proprio qui ebbe a sottolineare che noi siamo purtroppo sempre periferia d'Europa e mise in risalto tutto ciò di cui ha bisogno la Sicilia. Voglio farle riascoltare anche questo pezzo di suo intervento. Volentieri. Per dirlo con molta chiarezza, direttore, noi continuiamo ad essere periferia d'Europa. Per poter guadagnare concretamente punti del PIL abbiamo bisogno di assumere una centralità nel Mediterraneo, abbiamo bisogno di infrastrutture strategiche, abbiamo bisogno di completare l'anello autostradale, abbiamo bisogno di ferrovie veloci, abbiamo bisogno di un porto capace di ospitare le navi mercantili che arrivano da Suez e abbiamo bisogno del collegamento stabile sullo Stretto di Messina. E quello si torna a parlare ogni 10 anni puntualmente del ponte sullo Stretto. Ma questo assieme alle altre opere. Tutte queste sono opere di competenza dello Stato e non della Regione. Ecco, questo ci tengo a dirlo, stiamo pressando su Roma, pensiamo di poter ottenere qualche risultato, ma recuperare tanti anni di trascuratezza in Sicilia e per la Sicilia non è semplice. Io credo che imporrà almeno altri 10-15 anni. Ecco, Ministro, lei all'epoca da Presidente della Regione esercitava, tra virgolette, pressioni sul governo centrale al fine di ottenere quanto occorre per rilanciare l'isola. Adesso lei è a Roma, componente di quell'esecutivo a cui si rivolgeva all'epoca. Cosa riuscirà a concretizzare di tutte quelle aspettative? Io intanto mi occupo di protezione civile e quindi peraltro ho un ministero senza portafoglio, perché ho una funzione di gestione nelle emergenze e nella prevenzione, ma le risorse le gestiscono le regioni, tranne in caso di grave calamità. A quel punto lo Stato interviene come ha sempre fatto. E le cose che dicevo da Presidente della Regione le riconfermo ancora adesso. Questo Sud ha bisogno di infrastrutture strategiche. Ne abbiamo parlato anche con il collega Salvini, che è fortemente determinato nella realizzazione del ponte sullo Stretto. Come sapete, il governo ha ripristinato la società, è stato sottoposto a revisione tecnica il progetto. Il collega sta seguendo le difficili procedure, ma tutti siamo concordi nel ritenere che il ponte sullo Stretto non sia un capriccio. Nel frattempo abbiamo realizzato in Sicilia circa 20 km di autostrada quando eravamo alla Regione. Io ricordo il nostro consorzio, il CAS, da ente di clientela è diventato centro propulsore di attività. L'autostrada si fermava a Rosolini, oggi si ferma a Modica, grazie all'impegno che abbiamo profuso in 5 anni di tormentate vicende. Sono stato commissario per la realizzazione dell'autostrada Catania-Ragusa, ho pubblicato il bando prima di lasciare la Regione, so che l'ANAS ha già aperto i cantieri, quindi sono felicissimo
di poter un giorno dire ai miei nipoti: ecco, questa autostrada opera. l'ha voluta il nonno, ma l'hanno voluta anche tanti siciliani dopo 30 anni di attesa. Però io sono convinto che noi abbiamo bisogno di programmare quali sono le priorità, e questo il Ministero lo sta facendo. Le dico la verità, la riforma della provincia è stato un disastro, perché ha abbandonato, almeno in Sicilia, ma non soltanto qui da noi, migliaia di chilometri di strade provinciali, sono circa 25.000, abbandonate del tutto, nessuno se ne occupa tranne qualche saltuario sporadico intervento, e la rete provinciale è quella invece che consente dagli assi principali di poter penetrare e arrivare nei territori. Recuperare questo tempo perduto non so come potrà essere consentito, ma a Roma il Ministero delle Infrastrutture ha già e sta già lavorando con l'ANAS per completare il cerchio autostradale che da Castelvetrano deve arrivare a Gela, il potenziamento e la riqualificazione della rete esistente. Sulle ferrovie, al di là del progetto che abbiamo inserito nel governo regionale sotto la mia presidenza, cioè il potenziamento della Catania-Palermo, che farà risparmiare più di 30 minuti di tempo, non credo si possa andare, perché le condizioni morfologiche dell'isola non consentono la creazione di nuove tratte ferroviarie. Mi lasci esprimere un desiderio per chiudere questo tema, che è quello dell'aeroporto. Io sono convinto che il collegamento della Sicilia con il resto del mondo fra 10, 15, 20 anni, e la politica deve programmare prima, deve avere visione, sarà il collegamento aereo. La mobilità aerea diventa ormai non più un lusso, ma una necessità. La Sicilia ha bisogno di un grande aeroporto intercontinentale che ne faccia l'hub nel Mediterraneo. Con tutto il rispetto, l'aeroporto Fontanarossa di Catania, l'aeroporto Bellini di Catania, fra 5-10 anni sarà condannato al collasso. Non potrà più sostenere il crescente traffico, che ha un tasso di percentuale superiore alla media nazionale. Io lo dico da anni, naturalmente la mia rimane una voce solitaria, perché la miopia di certa politica guarda al giorno dopo e non guarda ai prossimi 10 anni, ma se noi riuscissimo ad avere un grande aeroporto nel cuore della Sicilia, raggiungibile da Catania in 10 minuti con una ferrovia veloce, con una metropolitana di superficie, visto che la linea ferroviaria c'è già, la Catania-Palermo, noi avremmo la possibilità davvero di poter candidare la nostra isola ad un ruolo straordinario. Spero che questo mio sogno, fin tanto che avrò la possibilità di poterlo inseguire, possa essere presto realizzato. Ministro, per chiudere, voglio proporle un'altra riflessione, soprattutto un altro chiarimento, indipendentemente dal suo dicastero. Così come fu l'11 settembre del 2001, un'altra tappa tragica per l'umanità è il 7 ottobre dello scorso anno, quando Hamas attaccò Israele e provocò l'escalation che attualmente c'è nel Medio Oriente, con i rischi di un allargamento nella zona mediterranea, che è quella principalmente che ci interessa. Come si sta ponendo il governo nazionale, il governo di cui lei fa parte, nei confronti di questa area mediterranea? Sin dal primo momento il Presidente Meloni ha sostenuto la necessità di dover trovare una soluzione definitiva in un'area tormentata dagli anni 40, una soluzione definitiva che riposi sulla logica due popoli, due stati. Israele e Palestina. Israele e Palestina, quindi ebrei di Israele e palestinesi
che oggi occupano o occupavano la striscia di Gaza. È chiaro che non possiamo restare inerti e inermi di fronte alle decine di migliaia di civili che pagano questa guerra assurda e irragionevole. L'altro ieri il nostro Presidente del Consiglio ha ribadito di fronte all'acuirsi della reazione fra gli stati filo-iraniani e lo Stato di Israele, ha ribadito la necessità di dover trovare una mediazione. L'Italia si è detta disponibile a giocare questo ruolo. Tenete conto che al di là di ogni valore etico, perché le guerre sono sempre una sconfitta, noi siamo vicinissimi al Medio Oriente. La crescita del bacino euro-afro-asiatico, quindi dell'Africa e del vicino e Medio Oriente, e quindi della Sicilia e quindi delle regioni del sud, è legata alla stabilità di questa area. Nessuno viene qui ad investire se si sente il fischio dei missili. Ecco perché noi siamo maggiormente interessati al ripristino della pace, che nel passato c'è stata, ma è stata fittizia, molto fragile, molto effimera. Quindi l'augurio è che la diplomazia internazionale e quella dei paesi interessati possa trovare il punto di risoluzione. Mi preoccupa questo antisemitismo che purtroppo sta crescendo ogni giorno di più, non soltanto in Italia. Noi riteniamo che il clima di tensione che si è determinato negli ultimi mesi nel nostro Paese, lo so perché ne parliamo in Consiglio dei Ministri sulla scorta delle relazioni che svolge il Ministro degli Interni, possa essere presto neutralizzato, perché non è escluso che alcuni infiltrati abbiano tutto l'interesse a creare elementi di tensione e quindi di instabilità anche all'interno del nostro Paese. Questo va neutralizzato, questo tentativo, e mi creda c'è grande fermezza e grande determinazione, quindi tutti dobbiamo augurarci che prevalga il buonsenso non soltanto nel Medio Oriente ma anche in Europa. Penso all'Ucraina, invasa in maniera ignobile dalla Russia e dove i civili sono quelli che più di tutti continuano a pagare gli effetti di scelte assurde. Quindi auguriamoci che fra qualche mese si possa vivere in un contesto mondiale che sia improntato alla pace e alla tolleranza. Le guerre, come vede, non erano soltanto frutto delle dittature. Le guerre continuano ad esserci ed è un tema al quale spesso noi distrattamente prestiamo attenzione. Ministro, chiudiamo in maniera un po' più leggera anche per in qualche modo appunto allentare la tensione. Lei giorno 17 a Roma presenterà un altro dei tanti libri, dei tanti saggi che lei ha scritto nella sua vita. Ci vuole dire brevemente il titolo, di cosa si tratta, proprio un flash? Ah sì, è una lunga intervista rilasciata al giornalista Giuseppe Caporale sugli italiani e i rischi naturali. È stato lui a proporre di pubblicarla, sono 40 domande con 40 risposte. Come il Ministro per la Protezione Civile vede le crisi degli eventi estremi in Italia oggi alla luce di quello che si è fatto, di quello che non si è fatto e di quello che si dovrà fare. È stato pubblicato dal Rubettino, è un libro tascabile, gliene farò omaggio, anche se i libri mi dicono che non si regalano ma si comprano, però io non ho interessenze perché non sono editore. In ogni caso ho regalato, comprato, lo leggerò molto volentieri. No, ma mi farà piacere fargliene omaggio perché si legge in un paio d'ore e soprattutto dà le linee sulla scorta del programma del Presidente Meloni, dalle linee degli indirizzi programmatici che questo governo
si è dato sull'ambiente. C'è molto ambientalismo in giro, a volte distratto, a volte eccessivamente attento, a seconda se a governare sia la sinistra o la destra. Noi abbiamo invece tutto l'interesse ad essere ambientalisti senza fanatismo, senza strumentalizzazione, considerando l'uomo non un nemico dell'ambiente, ma un elemento essenziale dell'ambiente. Ministro, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha voluto dedicare, per le risposte esaustive che ha dato a tutti i nostri dubbi e a tutte le nostre domande. Grazie. Ci rivedremo, speriamo presto, perché lei ormai è un abitué nel nostro studio, ci onora sempre per poterci dare, appunto, come dicevo, risposte. Almeno una volta l'anno sarà un piacere, se Dio vuole, naturalmente. Grazie, un Ministro. saluto a tutti, grazie a voi. E grazie ovviamente a tutti voi, ci rivediamo per il prossimo appuntamento con Mezz'ora a Mezzogiorno.